Sono nato in quella parte del mondo dove è nata la civiltà, dove è nata la democrazia, dove è nata la libertà, mentre invece la tua parte di mondo è nemica della società, è nemica dei valori e della gente onesta, è nemica della realtà. Io non posso far pace con chi non la conosce, superiore non mi sentirò, ma mi convinco che io sono il mondo dove non smetterà mai la guerra. Sono il petrolio o quel che ne resta sottoterra, sono le polveri sottili nell'aria, sono il controllo dell'informazione, sono la crescita del PIL nella mia nazione, è tutto nel mio nome. Mi dispiace che non vivo nel mondo che ho sognato da quando ero bambino. Sono cresciuto ed ora non ho bisogno di ostacoli sul mio cammino. Ho bisogno di vedervi bruciare, ho bisogno di mangiarvi la terra, ho bisogno di sedermi sul mio divano, ho bisogno dell'effetto serra. Io non posso far luce su ciò che voglio spento, riflettori solo su di me, che son convinto che io sono il mondo dove non smetterà mai la guerra. Sono il petrolio o quel che ne resta sottoterra, sono la fame di milioni di morti, i soldi persi di ogni donazione, sono il messaggio di speranza di una canzone, è tutto nel mio nome, è tutto nel mio nome. Sono i governi che hanno salvato le banche, sono i milioni di disoccupati, sono i ragazzi che si fanno saltare in aria di barconi pieni di immigrati, sono i bambini nati senza nessuno, sono il livello degli oceani in aumento, sono le cose che oramai non mi riguardano, ora che mi addormento. Io sono il mondo dove non smetterà mai la guerra, sono il petrolio o quel che ne resta sottoterra, sono le polveri sottili nell'aria, sono il controllo dell'informazione, sono la crescita del PIL nella mia nazione. Io sono il mondo dove non smetterà mai la guerra, sono il petrolio o quel che ne resta sottoterra, sono la fame di milioni di morti, i soldi persi di ogni donazione, sono il messaggio di speranza e di una canzone, è tutto nel mio nome. Riccardo Davino, tutto nel mio nome. Questo è il primo estratto da Presa di Incoscienza, che è il tuo ultimo lavoro, però insomma io un vero cantautore impegnato, direi. Un vero cantautore impegnato, che tu hai come già... si sarebbe detto una volta. Sì. Adesso non si usa impegnato più. al contrario, potrei dire. Disimpegnato, quindi, no? Impegnato verso me stesso invece che verso il resto. Verso il resto. Potremmo dire. Egoista Di merda. Senti, ma è già questo scambio qui ce l'avete già avuto all'incirca 4 anni fa, quando hai incontrato sì. per la prima volta Giulio Tadei? È già successo? Sì, l'ho trascinato il bambino su un palco. Questo signore me lo ricordo vagamente. Te lo ricordi? Ti ricordi com'era andata, diciamo, in che circostanze? Malissimo. No, è andata bene, eravamo al Maglio. Sì. Al Maglio. Si era arrangiato abbastanza. Tu, sì, come aveva fatto il possibile. Eri al Maglio, e però chiaramente stavi presentando un altro lavoro, perché erano insomma anni or sono. Sì, stavo presentando il mio precedente disco, Ritorno al silenzio. Sì. Senti, di questo brano qui hai fatto anche un videoclip, ricordiamolo, che è disponibile, diciamo, su YouTube, si può vedere tranquillamente, e come se ti occupi anche, diciamo, della scrittura dei videoclip, sei uno di quegli artisti che vuole avere il controllo su tutto, o hai dei buoni amici? Com'è? No, del videoclip ancora no, tutto il resto già il controllo qua sui musicisti, come poi chiediamo loro, però sì, poi chiediamo. Lo sanno. No, il videoclip è stato diretto da Simone Visconti, che vorrei salutare, un bravissimo regista qua di Torino. Sì.
e quindi sì, l'idea, anche il soggetto e la sceneggiatura sono stati suoi e sicuramente è stata un'idea molto interessante per questo tipo di canzone. Senti, adesso continuiamo, immagino, con l'esplorazione di questo tuo ultimo lavoro. Qual è il prossimo brano? Il prossimo si chiama Inno alla noia. Inno alla noia. Abbiamo qui Riccardo Davino al Salotto di Mao. Verso di te provo un fortissimo sentimento che si chiama noia. Più lo nascondo e più lo sento dentro ed è incredibile, sai quanto che in questo momento tu stai provando lo stesso per me. Portami via quello che adesso noi stiamo vivendo, inaspettata gioia. E le parole che ci stiamo dicendo sono inutili ormai. Sappiamo bene dove stiamo correndo, anche se il nostro traguardo non c'è. E siamo liberi di esprimerci, pieni di monotonia. Io che sbadiglio e penso non mi sembra vero. E siamo liberi di illuderci in questa ipocrita follia, dove ci siamo costruiti un mondo intero. Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di questa idea di te. Nessuno me la toglie più dalla testa ed è incredibile, sai, che tu riesca ad essere così onesta, il tuo essere ciò che non sei. E siamo liberi di esprimerci, pieni di monotonia. Io che sbadiglio e penso non mi sembra vero. E siamo liberi di illuderci in questa ipocrita follia, dove ci siamo costruiti un mondo intero. Liberi di esprimerci, pieni di monotonia. Io che sbadiglio e penso non mi sembra vero. E siamo liberi di illuderci in questa ipocrita follia, dove ci siamo costruiti un mondo intero. Un mondo intero. Grazie. Riccardo Davino. Allora, questo era un altro brano sempre preso da questo Presa di Incoscienza. Abbiamo così accennato intanto prima l'incontro che hai avuto qualche anno fa con Giulio Tedeschi, però io ti chiederei, visto che hai anche parlato della band e del rapporto che hai, diciamo così, democratico con i tuoi compari della band, presentaci chi è che ti accompagna questa sera qui sul palco del Lab. Anzi, salutiamo anche quelli che ti salutano in diretta streaming, vero Sergio? Aldo ci saluta, altra gente che ci segue. Adesso interromperemo il collegamento, ma poi insomma ci sarà la possibilità di sentirlo in radio e quant'altro. Scusami, prego, a te la presentazione. Questi straordinari ragazzi sono Max Golisano al basso, e questa sera eccezionalmente al contrabbasso elettrico. Stasera al contrabbasso elettrico. Le medie, perché siamo fini. Alla batteria abbiamo Igor Dezzutto e alle tastiere Francesco Gianetto.
questi diciamo i tuoi sodali in questa avventura che è iniziata da poco, di questo nuovo diciamo lavoro che hai realizzato. Diceva prima Giulio Tedeschi appunto che tu lo vedi come un cantautore impegnato, però è stata un po' una provocazione perché tu dicevi impegnato verso me stesso, quindi come sarebbe a dire, cioè vuoi conoscere te stesso? Era abbastanza ironica come cosa, comunque sia il primo pezzo faceva pensare un attimo a un certo tipo di tradizione. Ma adesso ti spiego perché. Qualche domanda te la sei fatta, dai. Certo, sicuramente. Non buttarti giù così No, in maniera. Era prevedibile. No, guarda, dicevo verso me stesso perché appunto tutte le canzoni di questo nuovo disco Preso in Coscienza, in particolar modo tutto nel mio nome, in realtà non sono contro quello che c'è all'esterno, ma sono contro di me, perché appunto, come si poteva sentire anche in quel pezzo, non si sta parlando dei problemi del mondo e una critica verso quei problemi, ma si sta parlando di una critica verso me stesso, che ne sono causa. Quindi un'autocritica. Quindi questa tua presa di incoscienza è una maniera, diciamo, meno per meno che fa più, perché almeno sai di essere incosciente. Questo che volevo finalmente esprimere. Complicatissimo, però, diciamo, è un po' una cosa complicata, però poi alla fine vedi che in questo gioco di specchi, se trovi diciamo la chiave, magari poi riesci ad orientarti. Benissimo, qual è il prossimo tassello, diciamo, di questo mosaico? Il prossimo tassello si chiama Uno di questi giorni. Uno di questi giorni, Riccardo Davino, però questa sera qui al Salotto. Uno di questi giorni lascerò questo lavoro per dedicarmi alla mia vera passione. Uno di questi giorni farò un bel viaggio fino in India, magari riuscirò a ritrovare me stesso. Uno di questi giorni metterò a posto il soggiorno, eppure tutti i file che ho dentro al PC. Una di queste sere vorrei chiamare un vecchio amico che non sentivo più dai tempi del liceo. Uno di questi giorni riuscirò forse a immaginare quanto tempo ci vorrà per tutto quel che voglio fare, quello che farò domani, ogni azione futura. Il tempo scorre, mi fa sempre un po' paura. Uno di questi giorni riuscirò a dormire meglio, scriverò le mie canzoni di giorno e sarò più gentile, mi incazzerò molto di meno, di sicuro sarò un uomo migliore. Uno di questi giorni, amore mio, ti sposerò e avremo casa, figli e vita felice. Sempre che lavoriamo, sempre che restiamo insieme, che di questi tempi non si dà per scontato. Uno di questi giorni riuscirò a non stare male, al pensiero che c'è sempre qualche cosa da cambiare e devi sempre migliorarti, e se ti fermi sei perduto, rischi che non verrai più riconosciuto. Uno di questi giorni la smetterò di scocciare con ste canzoni un po' depresse che scrivo. Uno di questi giorni non avrò più di che lamentarmi, però continuerò a farlo perché mi fa sentire vivo. Che passa, non parlavamo del tempo che passa poc'anzi.
Abbiamo anticipato questo. Sì, con questa canzone anticipiamo tutto. Inquadra bene la situazione, dai. Ma ormai c'è proprio un dialogo tra voi due stretto, diciamo, ma noi guarda, c'è cerchiamo stato quasi di ancora prima che rompere ci questa conoscessi. intimità, ma no, ma poi queste sono vite passate, Sì, che lo sai, infatti. che situazioni cosmiche cosa può gravitano succedere? sopra i vostri spiriti, noi chiaramente non è che possiamo così in 2 minuti, però quello che posso fare per ritornare, diciamo, in questa dimensione un po' più terrena, anche se voi evocate altre, e chiederti, al netto del fatto che mi sembra di aver capito che ormai chiaramente tutti gli artisti, il consiglio migliore per seguirli è andare sulla pagina Facebook, perché le cose cambiano in fretta, però certo. Quest'estate ci sono degli eventi che vuoi segnalare, che magari insomma sono da mettere, diciamo, sull'agenda per questa estate calda che arriverà, dove tu cercherai di portare in giro questa presa di incoscienza? Ma guarda, il calendario estivo in questo momento è abbastanza in definizione. Posso dire che questo venerdì però parteciperò a delle selezioni per Collisioni, per il festival. Per andare lì a fare un bel concerto dove si mangia, si beve. Esatto, e vado solo per quello, manco è per chiaro. suonare, che me ne frega. È chiaro, è una bella situazione, e anche la tua band sarà d'accordo. Sì. Allora senti, adesso invece che brano ci fai ascoltare? Ok, è sempre del nuovo disco e si chiama Mediocre Coscienza. Mediocre Coscienza, Riccardo Davino, il salotto di Mao. Sono un esploratore di sogni e vendo bisogni a chi non ne ha. Commerciante di enormi promesse, le assurde certezze con cui condirai insipidi giorni che vivrai per darti entusiasmo che non provi mai, mostrarti una vita che non sai, per darti il coraggio che non hai. La tua mediocre coscienza non puoi stare senza, anche se non vuoi. Tu che sogni la vita sicura, sei pronto all'usura di quello che sei. Ma cala la notte, vieni da me, nel divertimento che non c'è, nei soldi che spendi e non sai perché, nei tuoi amici tristi più di te. Svegliati pecora, che il padrone è scappato via. Ora sei libera da un'ipocrita gerarchia. Scappi ma dove vai? Non ti allontanerai. Come si fa ad urlare non lo sai. Ti sto offrendo di cambiare tutto, sei un uomo distrutto e questo si sa. Compra tutta la vita che hai perso, la paghi ad un prezzo incredibile, ma è solo così che tu ti salverai. Ti ho appena spiegato che cos'hai, ti ammali ogni giorno di quello che fai, ma so come toglierti dai guai.
E questo è un pezzo quasi progressive, un tipo di progressioni, è vero? Un pezzo veramente complesso e complicato. Allora abbiamo detto chiaramente sarà un'estate diciamo, all'insegna dell'imprevisto, come nella migliore delle tradizioni. Avrete modo poi magari con Giulio di approfondire questo vostro legame che ormai è diventato, no, ormai è cioè una dialettica, Sì. una dialettica che diciamo continua va avanti da tempo. Allora senti, con che brano ci salutiamo questa sera, con che cosa saluti diciamo il pubblico sia della piazza che eventualmente della radio? Stasera volevo salutarvi, intanto ringrazio ancora tutti per essere qui e ringrazio te per avermi fatto partecipare a questo bellissimo format come sempre. E il pezzo con cui volevo salutarvi proviene dal disco precedente e si chiama Maledetta Domenica. Maledetta domenica, ma oggi è martedì, quindi siamo tranquilli. Ma ci stiamo già abituando. Ci stiamo abituando. Maledetta domenica, Riccardo Davino qui al Salotto di Mao. La mattina apre gli occhi, ma nessuno è già sveglio e si sentirà sola proprio come me, che di star fino a tardi fuori la sera prima certe volte non trovo un perché e mi sveglio già stanco, senza voglia di niente, in un giorno in cui il mondo si rigenera, mentre io invece sento che non posso star fermo, ma non riesco a spostarmi più in là. Maledetta domenica, non sei festa per me, tu sei un giorno obbligato di solo riposo, ma non c'è riposo qui dentro me. Voglio uscire di casa, non si può stare qui, devo perdere tempo anche se non vorrei. Non riesco a svegliarmi, ma nemmeno a dormire, ed è meglio se non sto coi miei. Maledetta domenica, non sei festa per me, tu sei un giorno obbligato di solo riposo, ma non c'è riposo qui dentro me. Maledetta domenica, tu sei fatta così, ma non c'è via d'uscita allo stile di vita che imponi alla gente che vive qui. Se ogni giorno fosse te, non dovrei provare mai quella strana sensazione che mi dai. Maledetta domenica, non sei festa per me, tu sei un giorno obbligato di solo riposo, ma non c'è riposo qui dentro me. Maledetta domenica, tu sei fatta così, ma non c'è via d'uscita allo stile di vita che imponi alla gente che vive qui. Maledetta domenica, stai finendo oramai. Io domani lavoro, ma sento di stare già meglio adesso che te ne vai. Grazie. Grazie a Riccardo Davino. Adesso Giulio faremo un breve cambio palco.